Un tavolo tecnico istituzionale alla presenza dei soggetti coinvolti nella vicenda e l'individuazione delle possibili soluzioni è stato questo l'esito dell'incontro che la delegazione della CNA Agrigentina ha avuto a Palazzo d'Orlean a Palermo con l'assessore regionale agrigentino Marco Zambuto, il capo di gabinetto vicario del presidente Musumeci Ceglia. Nella sala blu, dopo il sit-in davanti alla sede del governo siciliano, sono stati ricevuti il segretario provinciale della Confederazione di Agrigento della CNA Claudio Spoto, l'avvocato Stefano Catuara, l'avvocato Giuseppe Luca Sciortino e l'imprenditore Calogero Calafato. Abbiamo illustrato ai due nostri interlocutori, che ringraziamo per la disponibilità mostrata, afferma Claudio Spoto, i passaggi più significativi della situazione che vede lo Stato debitore nei confronti di una ventina di imprese agrigentine rispetto a opere di manutenzione fornite dalle stesse al servizio idrico integrato durante la gestione commissariale prefettizia nel periodo compreso tra il 16 marzo, data in cui viene dichiarata l'insolvenza di Girgenti Acque, e il 2 agosto, giorno in cui si è insediata l'AICA. Il credito complessivo delle aziende ammonta a circa 1 milione di euro, ci hanno assicurato, prosegue Spoto. La delicata questione sarà attenzionata e rappresentata con sollecitudine al presidente della regione Musumeci. Nei prossimi giorni intorno al tavolo saranno convocati anche il prefetto di Agrigento e il commissario Venuti, a cui era stata affidata la conduzione del servizio nel periodo in questione, dopo le dinamiche giudiziarie della società Girgenti Acque, il presidente del Tribunale fallimentare di Palermo e la CNA che tutela le imprese. Ma noi abbiamo anche delineato i possibili interventi concreti da mettere in campo. La prima opzione con la Regione, anche per tramite gli istituti di credito regionali, tra cui l'IRFIS e l'ICRA, impegnate ad acquisire il credito vantato dalle imprese. La seconda riguarderebbe l'approvazione di un apposito disegno di legge e la terza ipotesi che la Regione si metta in prima linea insieme a noi nella interlocuzione con il governo centrale a cui questa spinosa vicenda è riconducibile. Sia il capo di gabinetto vicario che l'assessore Zambuto hanno convenuto così di approfondire la materia e individuare nel giro di brevissimo tempo, conclude Spoto, il percorso da intraprendere per la soluzione delle gravi criticità che rischiano di mettere in ginocchio le imprese alle prese con una pesante sofferenza economica.